Avevamo delle percentuali di occupazione una settimana fa che erano intorno al 75, rasentavano l'80% mediamente, sebbene come le ho detto è difficile fare una media. Nelle località balneari in questa settimana, se andiamo a fare anche una ricerca della disponibilità di camere a partire da questo sabato al sabato prossimo, le disponibilità cominciano a ridursi in maniera significativa. Alberghi, specie sulle spiagge, verso il tutto esaurito per la settimana clou dell'estate, a testimonianza di come, nonostante il caro prezzi, a qualche giorno di vacanza a Ferragosto non si rinuncia. Un periodo appannaggio soprattutto dei vacanzieri italiani che comunque quest'anno vede anche un ritorno di tedeschi ed austriaci al mare ed americani nelle città d'arte. È pur vero, e questo va detto, che nella midweek, cioè se andiamo a fare una ricerca di camere nell'infrasettimana, qualche camera magari di una notte qua e là la si possa ancora trovare. Questo a significare che c'è stata una riduzione un po' della permanenza media del turista complessivamente rispetto a quanto magari è avvenuto l'anno scorso o prima del Covid. Luci ed ombre di un'estate che qualche difficoltà in più rispetto al record che ci si aspettava di inizio stagione l'ha presentato. Il maltempo di maggio e luglio hanno influito, come pure i rincari dell'ultimo periodo. Io credo che gli operatori siano stati costretti ad adeguare ovviamente, pur di mantenere i livelli qualitativi della propria offerta, il costo della vacanza è innegabile. Io credo che gli operatori abbiano un atteggiamento responsabile e soprattutto se sono dei professionisti come sono, sanno perfettamente che adottare delle politiche di prezzo non sostenute da altrettanti livelli qualitativi dei servizi, alla fine è un po' un boomerang, cioè si ritorcerà contro perché il mercato da questo punto di vista è abbastanza feroce.